suoi rumori. Nessuna richiesta, Veronica, neanche mezza. Non so più dove diffonderle. Hanno una tenerezza e una pietà che non si può capire. C'hanno 4 mesi. Si fida di più però, eh? Sì, quasi. Cioè, mo sta venendo comunque al guinzaglio. Ma ieri perché secondo me è stata un po'... Guarda, vabbè, poi te lo dico dopo il video. Cioè, è stato veramente non facile, se ci pensi. A controllare e gestire, capito? Contemporaneamente. Mantenere la calma e non soltanto. E pensare a lei. Capito, no? Allora, buongiorno da Dea, da Veronica. Ciao Veronica. Ciao Dea, aspetta che io c'ho il sole e non vedo niente. Allora, chiaramente è ancora spaventata, sta in un ambiente nuovo, del resto. Cioè, fino adesso è stata su un terreno, comunque è stata per cavoli suoi, cioè, forse le stava quasi meglio. Ma Iari, ti devi un attimo calmare. Ti devi un attimo calmare. Guarda qua, bisogna pure aggiustare. Hai capito? Hai capito? Esci dopo. Ora è l'orario di Dea. Ciao amore. Allora. Ah, devo vedere se qualcuno ha la lampada infrarossa da questa. Poi ci mettiamo il piumoncino comunque, ci mettiamo una brandina. Guardate. Vabbè, insomma, giusto per un saluto dalla vostra Dea e nulla, poi chiaramente la rivedrete, oddio, gira testa, la rivedrete oggi, domani, tutti i giorni. Guardate questi occhioni che belli, saranno gli occhi di questi bimbini, Mazza che pancione che c'hai! La mia non si può guardare proprio. Mazza che pancione che c'hai! Però c'ha le zampette dietro più aperte rispetto a ieri, è proprio così, a X. Godina! No, ma sta più tranquilla. Il fatto che abbia mangiato, cioè comunque è buon segno, anche perché teneva fame, secondo me. Va buono? Ciao da Dea, da Veronica, da me, da Jasmine, da Aurora, da Bella, da Iari, e ho chiuso Lupetta con le coppenni, Tarca e Simpa, insomma vabbè, teniamo da fare. Ciao Dea, ciao amore, ciao, andiamo a fare 2 passi, vieni. Cammina come le donne incinte. Iari, come ti amo? Io ti amo da impazzire. Ciao piccina.